una benda intorno e la tirarono giù, infatti queste immagini eccetera. E noi vedemmo in televisione le immagini di questa folla che esultava, che urlavano eccetera. Poi io vidi, faccio vedere durante i miei corsi, la fotografia dall'alto, e dall'alto tu vedevi una piazza vuota con pochissime persone, forse più o meno le persone che siete voi qui, forse qualcuno di più, e intorno alla piazza c'erano dei blindati che bloccavano e delle persone che andavano lì con i passeggini, cioè, non c'era tutto fuorché un clima di... Io ho visto delle rivolte di piazza, cioè c'è da scherzare, insomma, no? E il nostro inviato Luciano Gulli era lì e infatti lui mi diceva: guarda che qui è stranissima questa cosa. Allora lui dice, io gli dissi: guarda, scrivi quel che tu vedi, e lui scrisse un pezzo dicendo: sì, c'è stato questo episodio, però la folla non si vede, sono 4 gatti, ho dovuto intervenire, fece un articolo molto scettico. Che cosa accade significativo? Non è la prima volta che è capitato nella mia storia, che il giornalista scriveva quel che vedeva, però il giornale all'epoca in prima pagina titolò come gli altri quotidiani, perché poi scattava sempre nel meccanismo l'effetto TG. Infatti l'incubo, anche Giorgio è stato anche capo dello sport, lo sa benissimo, poi è stato direttore anche di testate a Como e a Bergamo, ma nelle testate locali c'è meno forte. Nelle testate nazionali c'era questo incubo del TG1 e del TG5, perché se loro avevano una notizia che magari avevano dato perché avevano delle belle immagini che noi non avevamo, bisognava trovare il modo di recuperare. È una cosa che io non ho mai sopportato, perché secondo me il giornalismo autorevole, io decido quali sono i temi importanti e poi tengo la barra dritta. E invece c'era questo: noi non possiamo non avere quel che tutti domani avranno, col risultato che l'informazione ancora oggi è fondamentalmente omologata, perché se voi guardate le prime pagine dei grandi quotidiani o le scalette dei TG sono sempre gli stessi titoli. Invece il giornale autorevole è quello che fa la sua interpretazione della giornata. Ebbene, ci fu questa dicotomia per cui il titolo diceva una cosa e l'articolo era molto più dubbioso. Dentro noi titolammo in maniera corretta, però l'importante è che in prima pagina ci fosse quello. E, questa era l'epoca in cui c'erano ancora gli inviati speciali. Oggi, come ricordava Giorgio prima, è stato anche ricordato nel panel precedente, l'inviato speciale un giornale non lo manda più perché non ha più i fondi per mandarlo. E per cui se non è più l'inviato speciale, ecco che berti delle verità preconfezionate dagli spin doctor che poi possono manipolare è ancora più facile, purtroppo. Torniamo a Giorgio Gandola. Prima parlavamo, anzi abbiamo sentito, no, i giornali finanziati dalla Commissione europea, ve ne sono alcuni sì, alcuni no, ma noi viviamo in Italia dove esiste la figura del potentissimo sottosegretario all'editoria, che è uno dei ruoli più ambiti in assoluto nel panorama tra i politici italiani, no? Gestisce decine di milioni di euro all'anno ad ogni quinquennio. Oggi è Alberto Barachini, che moltissimi di noi non conoscono, però diciamo è lui, oggi tocca a lui fare questa divisione di pani e di pesci. Allora, quanto bene fa, quanto bene o male fa la contribuzione pubblica a quotidiani e organi di informazione? Beh, diciamo che fa male dal punto di vista della libertà, fa bene dal punto di vista del conto economico, perché molti giornali non starebbero nemmeno in piedi senza le sovvenzioni statali. Ora però bisogna distinguere, ci sono sovvenzioni statali per giornali che fanno parte o di cooperative o di associazioni, non so, anche associazioni, per esempio l'associazione monarchica, piuttosto che ancora partiti politici in chiaro. Allora quelli sono giornali tenuti in piedi dallo Stato, e secondo me quello è un errore anche abbastanza grave, perché i giornali dovrebbero essere le testate tenute in piedi non dallo Stato ma dai lettori, ma dal consenso, ma dalla bravura dei giornalisti, ma dalla capacità di scoprire una notizia in più, di pubblicare un'inchiesta più approfondita. Quello significa andare in edicola, ormai purtroppo le edicole stanno scomparendo, ma con una metafora, andare in edicola per fare la gara quotidiana a chi è più bravo. Se ci sono giornali che vengono sovvenzionati,
questa gara non è più onesta, è drogata, non va bene. Ecco, questo dal punto di vista generale. Poi c'è anche da dire che invece come oggetto di cultura quotidiana per diffondere anche così comunque un'attenzione nei confronti dei territori, nei confronti del mondo italiano, dell'identità, delle tradizioni, è anche giusto che i giornali abbiano in ogni caso uno sconto che mi sembra sia del 4% sull'IVA e sia anche abbiano delle agevolazioni nella spedizione degli abbonamenti per posta. Ecco, diciamo, queste delicatezze secondo me sono giuste. Sono giuste perché riguardano anche moltissimi altri prodotti e la merceologia in generale. Certo, la sovvenzione di giornali di partito, di giornali sono mascherati dietro la sigla di associazioni culturali, quello no, quello è un limite, è una palla al piede per tutto il sistema. Grazie. Allora, non ne ha parlato, allora gli faccio io la domanda, è stato un signore, non ha voluto autocitarsi. La sua ultima avventura editoriale, non so se sia giusto chiamarla così, libertymedia.com, da cosa nasce, a cosa ci può essere utile e come ce la può descrivere? No, grazie perché mi alza la palla e allora schiaccio. No, ma nasce dal fatto che, come forse alcuni di voi sanno, io sono in realtà una delle poche vittime davvero di Telemeloni, come viene chiamata, nel senso che avevo questo programma su Rai Radio 1, Giù la maschera, che andava molto bene. E fatto sta per 2 anni, tra l'altro Giorgio era uno dei collaboratori, assieme fissi, come si alternavano al mio fianco, Giorgio Gandola, Peter Gomez, Alessandra Ghisleri, all'inizio anche Luca Ricolfi. Un programma totalmente antitetico rispetto, molto equilibrato, autenticamente libero, benché molto equilibrato, perché non facevamo propaganda, e forse questo è il problema. Fatto sta che l'estate scorsa, col cambio di direttore di Rai Radio 1, mi hanno lasciato letteralmente cadere, nel senso che non mi hanno dato neanche una spiegazione del fatto che il programma non veniva confermato, che è uno sgarbo piuttosto grave nei confronti di un ex presidente. Allora ho scontato, poi ci siamo confrontati più volte con Giorgio e Peter e Alessandra, ma abbiamo scontato l'indipendenza. No? E allora io cosa ho fatto dopo questo episodio? Io non mi sono piegato alle logiche romane, in cui sarei dovuto andare a piangere, chiedere favori, però avrei perso la mia indipendenza. Sono di scuola montanegliana, non mi piego a queste cose. E allora ho detto, che cosa faccio? E già era un'idea che mi frullava nella testa da un po', perché ho già visto negli Stati Uniti, ad esempio, ma anche in Francia. Stati Uniti è clamoroso il caso di Tucker Carlson e Greenwald, che sono 2 giornalisti, uno di destra e l'altro di sinistra, che sono stati cacciati dalle loro testate e hanno aperto dei canali online a loro nome, che hanno avuto un successo enorme. Allora mi sono detto, io non ho veramente voglia di mettermi così, di vendermi in alcun modo, voglio essere arrivato a questa fase nella mia vita davvero indipendente, sono convinto che osservando anche le vostre fruizioni, bastate che prendete un treno o un bus, siamo tutti attaccati a questo affarino, voglio fare una nuova avventura totalmente indipendente e anziché però fare un canale solo a mio nome, ho deciso di fare una testata online, che siamo una testata registrata, una vera e propria testata, che fa il 90% video, produciamo 2 video al giorno di analisi fondamentalmente sui temi internazionali o anche nazionali o economici, e in più io faccio alcune grosse interviste con dei personaggi importanti, e 2 hanno un successo particolare. La più vista in assoluto è Il senso della vita, cioè ogni domenica io faccio un'intervista con personalità, filosofi, esponenti religiosi, intellettuali, che spiegano il senso dell'esistenza, la ricerca del senso dell'esistenza per ognuno di noi. E sta avendo un successo incredibile. L'altro è In salute, anche qui domande a medici che mettono l'uomo al centro, hanno un approccio olistico e umanistico. Però anziché fare il one man show, appunto, ho chiamato altri colleghi che condividono questa battaglia, che erano allora Giorgio ovviamente della partita,
e devo dire che il tono di voce non è il tono di voce tipico da canale online che urla, che punta molto sul sensazionalismo, sulla rabbia, no. Cerchiamo di essere intriganti, cioè interessanti perché non dobbiamo annoiare, di essere originali nella scelta degli argomenti, ma sempre equilibrati e verificando quel che noi andiamo a diffondere. Nella convinzione che oggi ci sia un pubblico sufficientemente numeroso che ha voglia di capire, che dà fiducia a chi ti apre dei nuovi orizzonti, e devo dire che i riscontri, ormai siamo online da 2 mesi e mezzo, quasi 3, abbiamo passato agevolmente le 2 milioni di visualizzazioni in 2 mesi e mezzo, che è tantissimo, siamo ormai quasi 200.000 ore viste di video, abbiamo superato i 2 milioni di visualizzazioni su Instagram, sono dei reel, e tutto questo senza aver fatto una campagna pubblicitaria. Dunque io ho annunciato le cose, siamo andati online, abbiamo già quasi 30.000 abbonati sul canale YouTube, e per cui è un'esperienza che sta dando soddisfazione. Io ovviamente sono proprietario all'80%, poi ho 2 amici che si sono affiancati, e per cui l'idea è quella di fare buon giornalismo autorevole, intellettualmente onesto, coraggioso, che mira a far maturare al pubblico una convinzione o aprirgli degli orizzonti, anziché rifare e rimestare sempre poi quel che diceva Giorgio, l'echo chamber, no? Della Camera. Sta andando molto bene, per cui chi di voi volesse seguirci ci onorerà ovviamente della vostra presenza. Noi poi ci basiamo sulla pubblicità che raccogliamo su Google, sempre di più ci basiamo sugli abbonamenti, non donazioni, perché non mi piace dell'abbonamento, che ti permette di vedere tutti i video senza pubblicità, e poi anche qualche pubblicità diretta sta già arrivando spontaneamente. Siamo una start-up, veramente siamo in pochi, però pochi molto motivati. 2 video al giorno è un bel impegno, e devo dire che la risposta del pubblico è molto positiva, e sono contento di poter essere autenticamente libero. Un piccolo aneddoto. Quando ho lasciato la presidenza della RAI io ho proposto, perché avevo già sentito che c'era questo malessere esistenziale nella nostra società che tocca sia gli adolescenti sia persone che arrivano alla terza età, perché a un certo punto ti volti e ti dici ma che cosa sono venuto a fare a questo mondo? Cioè, ho fatto quel che era giusto, cioè, perché sono qui? Sono domande che poi ci si pone. Propongo questo format alla RAI dicendo ho scritto anche un bello script, tutto a posto, in seconda serata su Rai 3, che un po' il target era giusto, e vediamo come va. Tutto rischio, seconda serata ormai vuol dire mezzanotte, ormai mezzanotte sono poche persone che guardano la televisione, e vediamo come va. E la Rai molto gentilmente ho capito che non interessava, allora l'ho fatto io sul mio canale, va benissimo, e allora quel che voglio fare in questa mia fase, ormai ho fatto una bella carriera, devo dire, ringrazio il cielo, voglio dare il mio contributo come giornalista autenticamente libero, senza dover dire grazie o dover dipendere da nessuno, e più saremo numerosi, più sarete numerosi a seguirci, a sostenerci, più questo sarà possibile. Grazie. Allora, per chiudere e tornare al tema del nostro incontro, è questo un modo per curare il giornalismo italiano? È uno dei tanti? Ce ne sono altri? Oppure è curabile il giornalismo italiano? E poi chiudiamo perché abbiamo ampiamente sforato. È curabile se i medici sono come Marcello, e se la cura è questa, cioè il giornalismo indipendente, autenticamente libero, bellissime parole, difficili da declinare, se qualcuno ci riesce è bravissimo e va seguito, anche perché noi siamo bombardati H24 dalle notizie. Sembra un paradosso nel periodo della nostra epoca in cui appunto siamo bombardati H24 dalle notizie, in realtà facciamo fatica a informarci, perché come per le diete migliori dovremmo avere un menù, no, vario, non avariato,
in grado di dare la possibilità a tutti quanti di vedere il proprio orizzonte, di vedere delle notizie e di approfondirle nel modo giusto. Più voci, più fonti, io lo consiglio sempre ai ragazzi, tengo un master di giornalismo per cui lo consiglio sempre ai ragazzi, più voci, più fonti, una sintesi poi con la vostra sensibilità e il vostro senso critico. Non bisogna che i lettori si sottovalutino, che i cittadini si sottovalutino, sono sicuramente in grado di cogliere la notizia vera da quella falsa e di cogliere la sfumatura onesta da quella disonesta. Poi alla fine ha sempre ragione Groucho Marx, che diceva, no? Che il segreto del successo è la sincerità, se riesci a fingerla ce l'hai fatta. Per i giornalisti in questo periodo va benissimo. Grazie allora a Marcello Foa, Giorgio Gandola per la loro esperienza, per le parole che ci hanno portato qui oggi a Conegliano. Saremo lieti di seguire questa nuova iniziativa editoriale. Grazie a tutti per la vostra attenzione, arrivederci a tutti, buonasera. Grazie. E grazie al moderatore, ha superato la prova. Che onore, detto da voi, che onore. Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati sulla nostra rubrica estiva A Tutto Grest, una rubrica che vuole raccontare la vivacità, la bellezza delle attività nelle nostre parrocchie, delle parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto durante il periodo estivo.
raccontare la vita delle comunità, raccontare l'esperienza che i giovani fanno, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, raccontare il senso di condivisione e di gioia che animano i nostri oratori. Oggi ci troviamo al Grest San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo splendido Grest, andiamo a vedere i volti, le attività, i giochi, i laboratori che vengono proposti da dei bravissimi animatori ai bambini di questa comunità. Insieme a noi, tutti insieme, girls and boys, ma cantare inizia lei, dopo tu risponderai. Don Federico Amianti, cappellano di San Vendemiano e di Zoppè e Saccon, siamo qui con te, raccontaci un po' il Grest di San Vendemiano. Beh, ci sono 250 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, tenuti da animatori, un centinaio, dalla prima alla quinta superiore, naturalmente anche con i volontari adulti che ci aiutano nelle varie incombenze della giornata. Il Grest comincia alle 8:45 del mattino e finisce alle 16:30 del pomeriggio, c'è la possibilità di mangiare qui in oratorio. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti animatori. Com'è la preparazione a questo Grest? È un Grest, diciamo, di queste dimensioni richiede una preparazione fatta per tempo, quindi noi partiamo alcuni mesi prima e organizziamo per gli animatori gli incontri di formazione perché abbiano la possibilità di capire cosa significa stare con i ragazzi, prendersi cura dei bambini, farli divertire e soprattutto trasmettere loro quello che è il messaggio del nostro Grest, che è un Grest che vuole parlare di Gesù e del Vangelo. E per questo facciamo 5 incontri di formazione aiutati da degli esperti che organizziamo a partire da maggio, proprio pensati per i ragazzi delle superiori. Tutti i temi del Grest sono pensati da un'equipe di volontari giovani che già alcuni mesi prima del Grest si ritrovano per cercare di pensare qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio che vogliamo portare loro. Quest'anno il titolo del Grest è Dalla parte giusta, e la parte giusta è proprio quella di Gesù. Il messaggio che vogliamo dare è insegnare ai ragazzi che scegliere una vita cristiana non è una scelta come le altre, è una scelta che comporta delle responsabilità, del coraggio e la voglia di voler bene agli altri. Quindi attività di laboratorio, gioco, ma anche un momento insieme all'inizio con una proposta degli animatori. Qual è l'ambientazione che avete scelto quest'anno per caratterizzare questo Grest 2026? Grazie a un gruppo teatrale molto preparato, quest'anno noi proponiamo come ambientazione un'ambientazione western, precisamente il famoso film italiano Lo chiamavano Trinità, nella quale si seguono proprio due personaggi, due attori che vorrebbero fare i banditi ma che in realtà poi si ritrovano ad aiutare gli altri, ad aiutare l'oppresso, ad aiutare chi è in difficoltà. E quindi questo western con il tono molto divertente ci sembrava molto bello per trasmettere il messaggio che avevamo in mente. E tutti i copioni sono stati estesi dagli animatori stessi del gruppo teatro, che hanno anche pensato ai costumi e all'ambientazione per rappresentare in scena quello che è un film amato davvero da generazioni di italiani. Siamo qui con Gabriele. Gabriele, come sta andando il Grest qui a San Vendemiano? Sta andando molto bene. Abbiamo iniziato settimana scorsa, ma comunque sta andando molto bene questa esperienza estiva qui a San Vendemiano. Angelica, cosa ti piace di più del Grest di San Vendemiano? Stare insieme ai bambini e fare le attività di gruppo, quelle che facciamo in aula. Maria Vittoria, raccontaci qualcosa delle attività che fate nei gruppi. Ci sono diverse attività nei gruppi, specialmente al mattino, e sono attività comunque che istruiscono il bambino e gli fanno capire nuove cose, scoprire nuove cose. Davide, raccontaci qualcosa della mattina degli animatori e anche dell'inizio del Grest qui a San Vendemiano. Allora, noi arriviamo qua verso le 8:30 per fare la preghiera animatori
e successivamente dopo abbiamo i balli di gruppo con gli animati e il teatro. Successivamente adesso abbiamo appena finito l'attività di gruppo, che è un'attività più formativa. Adesso abbiamo la ricreazione, poi dalle 11 a mezzogiorno abbiamo i giochi e infine dopo andiamo a casa per la pausa pranzo, la maggior parte degli animatori. Filippo, è la tua prima volta al Grest? Hai fatto altre esperienze? No, ormai è il 4º anno che faccio qua al Grest, ogni anno è sempre più bello. Raccontaci qualcosa magari dei pomeriggi che fate con i ragazzi. I pomeriggi, la prima attività sono i giochi senza frontiere, poi successivamente vengono divisi nei vari laboratori con i vari responsabili. Ogni mattina il Grest si apre con una scenetta preparata da voi animatori. Quanto lavoro c'è dietro e quanto piace soprattutto ai bambini? Beh, allora i bambini si divertono sempre molto. Il lavoro dietro è molto, al mattino veniamo qua alle 7:35 per provare la scenetta che faremo alle 8:30 e poi ci fermiamo dopo pranzo per provare quella del giorno dopo. E comunque c'è tutto il lavoro per preparare i costumi, scrivere il copione, fare gli oggetti di scena e tutto quello che vedete comunque è realizzato da noi con il nostro impegno, però ci mettiamo la passione e siamo molto contenti di farlo. Siamo qui con Ronzino, un personaggio fondamentale di questo Grest. Ronzino, come sta andando il Grest a San Vendemiano? Che discorso lungo. Sta dicendo che sta andando benissimo, che si sta divertendo, che ti danno tante carote, hai detto anche, e che i bambini sono come sono i bambini, non ho capito? Ah, sono stupendi e meravigliosi. Allora direi che dobbiamo fare un applauso al nostro Ronzino. Voi siete? Aida, Matilde, Gioia, Elison. Da quanti anni vieni al Grest di San Vendemiano? Questo è il 6º. Che cosa ti piace allora di più del Grest e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? Sì, dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al Grest di San Vendemiano? La scenetta, perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al Grest fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte. Ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici. Consigliereste il Grest alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui su queste pareti anche i disegni dei Grest passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro oratorio per tutto l'anno. Qui possiamo vedere il murales del Grest dell'anno scorso, ambientazione Tre Moschettieri, e questo è proprio il lavoro che hanno realizzato gli animatori assieme ai ragazzi. Quest'anno, come dicevamo, con il tema lo chiamavano Trinità, stiamo già realizzando il nuovo murales, eccolo qui, in cui possiamo vedere Bambino e Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, e pian piano stanno emergendo le figure dei loro avversari e della famiglia di coloni in difficoltà che aiuteranno. Don Marco Zarpellon, parroco di San Vendemiano, di Zoppei di Saccon anche. Cosa vuol dire fare il Grest in una parrocchia? Qual è il valore aggiunto in una comunità di questa esperienza? Il valore aggiunto sicuramente è quello del servizio dei ragazzi. Io ho sempre fatto Grest pensando all'importanza che ha di impegnare nel servizio dei più piccoli
gli animatori, insomma, quindi formare gli animatori, far sì che siano gruppo, che si mettono al servizio dei ragazzi più piccoli con generosità, nella preparazione pre-Grest, nell'attuazione, nella sistemazione. Io dico così, per me il Grest è fatto soprattutto per gli animatori, poi abbiamo anche tanti ragazzi, bambini, famiglie che beneficiano di questo servizio e quindi questa è una conseguenza bella, però innanzitutto dal punto di vista del servizio pastorale, dell'azione pastorale, è un modo per coinvolgere i ragazzi delle superiori per un fine buono e anche cristiano, perché non facciamo soltanto animazione o impegniamo il tempo libero dell'estate, ma cerchiamo anche di dare un profilo di fede, c'è un momento di preghiera, c'è un momento di riflessione, c'è un filo conduttore che è un modo per annunciare il Vangelo ai più piccoli, approfittando di avere tanto tempo a disposizione con loro. Penso che sia questo in sintesi. E cosa si può portare a casa un giovane, un animatore che dedica dei mesi della propria estate, delle proprie vacanze per vivere questo servizio? A me pare che i ragazzi quando cominciano a fare questo servizio abbiano, come dire, il freno a mano tirato, no? Perché vuol dire sacrificio, vuol dire tempo, vuol dire formazione. Poi man mano che si va avanti, no? Di settimana in settimana, notiamo che ci sono davvero quasi tutti, ma alcuni in particolare ti fanno capire che l'esperienza di servizio cresce man mano che loro si rendono conto di fare qualcosa di gratuito che gli riempie il cuore. Quindi potersi interfacciare, conoscere, riconoscere dai bambini, portarli nel cuore, fa sì che pian piano i ragazzi si sentono che questa sì è la loro casa, gli animatori sentono che questa è la loro casa, ma che la relazione che hanno con i ragazzini è una relazione veramente fraterna, si vogliono bene, quindi io penso che questo sia una bella traccia evangelica, insomma, tant'è vero che quando finisce il Grest c'è sempre il senso della delusione che tutto sia finito, si andrebbe avanti per inerzia, penso per altre settimane, con tanta meno fatica e con tanta più gioia forse, perché si è capito il valore della generosità gratuita, è quello che cresce, insomma, di settimana in settimana, mi pare di poter dire. Siamo qui al bar dell'Oratorio con Mariangela e Marina. Qual è il gusto di ghiacciolo più venduto al vostro bar? Il limone. Cosa vuol dire mettersi a disposizione della parrocchia in questo servizio per i ragazzi e per gli animatori? Mi fa piacere aiutare, visto che comunque i miei figli vengono qui al Grest, e poter anche io dare una mano, visto che la parrocchia dà questa grande opportunità per trascorrere l'estate in un modo sereno e anche sano, con dei bei valori ai nostri ragazzi. Voi vi chiamate? Santiago. Ines. Che cosa vi piace di più del Grest? Stare in compagnia con gli amici e giocare a calcetto. Mi piace la scenetta e mi piacciono i laboratori al pomeriggio. C'è un laboratorio che ti piace in particolare? Mi piace il laboratorio di traforo. Tagliamo il legno per fare delle forme. Siamo in chiusura di questa puntata di A Tutto Grest dall'Oratorio di San Vendemiano con Don Federico. Don Federico, l'esperienza del Grest cosa lascia ai ragazzi, cosa lascia agli animatori, alle famiglie e anche alla vostra comunità di San Vendemiano? Tutto l'anno, quando incontro i bambini e i ragazzi che hanno frequentato il Grest, mi dicono: ciao Don, quando è che ricomincia il Grest? Effettivamente il Grest sono 4 settimane in cui i ragazzi si divertono tantissimo, si sentono amati, e quello che mi preme dire è che il Grest non è solo un luogo in cui i ragazzi possono